Festival della canzone funebre, la manifestazione che si ripete da 5 anni ma trae le radici da una storia antichissima, come orgogliosamente raccontato dal sindaco di Rivignano Teor Mario Anzil, mentre il cantautore Rocco Burtone, organizzatore e creatore, ha voluto cambiare, ritrovando la massiccia affluenza di pubblico fino a tarda ora. Quella di fare della musica al giorno dei morti a Rivignano è appunto una tradizione antichissima. Già Ippolito Nievo tantissimi anni fa aveva visitato il nostro paese, la nostra fiera, il 2 novembre era stato in piazza Rivignano, aveva ballato, aveva cantato, prima di ballare e cantare aveva anche bevuto molto, aveva anche avuto una baruffa, una rissa lui e i suoi amici con dei giovani del posto, e poi ha descritto nelle confessioni di un italiano questa sua vicenda che gli era capitata il 2 novembre a Rivignano, meravigliandosi in maniera piacevole, tra l'altro elogiando questa tradizione, del fatto che a Rivignano, unico posto in Italia, si fosse usi festeggiare il giorno dei morti con grandi canti, grandi balli, grandi bevute, e quindi insomma il cantare il giorno dei morti è una tradizione antichissima che noi abbiamo voluto rimodernare proponendo questo Festival Mondiale della Canzone Funebre, che sta riscoprendo successo non solo in regione, non solo in Italia, ma ormai la notizia è volata anche dall'altra parte dell'oceano, è arrivata anche in America. Insomma è un'occasione anche per uno stimolo alla produzione poetica da parte di tanti cantautori che compongono testi e canzoni proprio per questa occasione, insomma. Quindi il tema della morte può essere visto sì con ironia, ma anche, perché no, con un certo senso di profondo poesia, come è sempre stato insomma nei secoli. Il festival del 2015 è stato senz'altro il più bello, ma perché? Perché abbiamo tolto quelle manette che poteva essere la gara. Alcuni avevano scritto appositamente per la serata. Il trio Yerba ci ha raccontato 3 storie di 3 paesi che sono il Venezuela, Cuba e Argentina. Quindi ecco che loro hanno tratto dalla musica popolare questi racconti. Io il trio Yerba in precedenza non avrei potuto invitarli e sono stati invece una delle sorprese del festival di quest'anno. Un'altra sorpresa è stato il cantautore triestino Bratisca, spero di dirlo giusto, non credo che sia Bratisca, che ha una forte personalità. Poi adesso mi tocca nominarli tutti, sennò poi qualcuno si offende. Naturalmente abbiamo avuto anche l'altro cantautore Maurizio Perosa. Hai notato una cosa, che abbiamo avuto i cantautori, e con i cantautori per esempio c'era Franz Mercalli e Tellurica, che loro fanno un heavy metal per me di classe, perché è ironico, è fatto bene ed è in italiano, no? Poi ci sono stati che devo dire che tutti sono piaciuti, non c'è stato uno che non sia piaciuto, perché noi stavo a dire i 5 uomini sulla cassa del morto, che uno dice ma li hai chiamati solo perché c'era il festival funebre, ma per carità sono di una bravura eccezionale, quindi hanno creato anche un'atmosfera più giovanile, che hanno 20 anni, beati loro. Non dimentichiamo anche all'ultimo momento un gruppo nato apposta per il festival, ma nacque anni fa, dove quest'anno hanno portato la 3ª puntata di una storia d'amore che finisce nell'aldilà. E quindi vedi che questo loro invece hanno con Pierluca Montessoro, il leader del gruppo, cioè lui che scrive questa storia e che ogni anno ce la porta e ce la racconta. Quanti ne ho nominati? Chi manca? Oddio, senz'altro sto dimenticando qualcuno e chiedo scusa, ma voglio dire, non è importante, insomma, no? Vuol dire che al prossimo appuntamento ti dico anche chi ho dimenticato, ma tutti questi sembrava avessero costruito apposta uno spettacolo ed è parsa, però me l'hanno detto, sembrava che ci fosse quasi una storia da seguire, con un inizio dirompente con i Tellurica e una fine altrettanto dirompente, più allegra, più acustica, con i 5 uomini sulla cassa del morto. Per il Ponte News, Marco Mascioli.